Saluti a tutti, io sono Michele Azzori, de Casteddu, tengo 45 anni e sono nasco e vivo in Casteddu, a parte il tempo che sono andato a lavorare in Forasa. Sono di razza campidanesa, che babbo via Spararesu e mamma è guspinesa. Su in italiano naranta metalmeccanico in mobilità 0 ore, in sardo o l'INH se si firmo non si traballenti e non si pighendi stipendio già è da un anno ha potuto traballare gli ultimi 2 anni in su campo delle energie solari e ora sto cercando di tornare a brintare in su mondo del traballo una reuso sono sposo di una vicciocca francese che è venuta a lavorare in Sardegna una parecchia anni fa e non te ne so figlio, non ti tengo mancuno, mancai sia mattuccheddu già. Mi sono sempre impegnato de politica e interessato sempre di cultura sarda e di lingua sarda. Sono conosciuto pure poeti musicheri, come hanno mingio minanta Dottor Dre e la gente mi conosce da Icci come su dottori, più come Michele Azzori. Caso musicheri de già 20 anni su una truma sarda iscere posse che insomma, una truma indipendente che ha girato un meda in Sardegna. Ma nella sabrina non mi ricordo se la prima volta che fu in sardo, dunque se non posso che li sia su tempo. Sicuramente sciu che mamma e babbo santi pesavano in italiano, si questionante in italiano, se di questa generazione, su 60, 70, in quest'anno in Campidani, non scelti in città, ma quasi in ogni luogo si imparare a diaici. Però ho imparato a usare da babbo e mamma che da quando sapevo con so fino a tutti gli anni che hanno passato in Paris non sapevo mai intendo perché non fu in italiano e manco in altra lingua a parte su sardo e dunque sapevo imparare su sardo campidanese di due abitudini differenti dopo imparavo fino a 10 parentesi che dentro in queste due abitudini e poi imparavo un paghetto più a matuccheddu, a piccioccheddu, vitico, a pipieddu, quando bessia sta a giocare, a tenere gli amici in su vicinato, e poi imparavo fino a su sardo de altre varianti su Casteddaio, prima rotto, poi tamera diventa Casteddaio, e poi altre maniere, altre varianti, sempre della lingua campidanese, della variante campidanese, della lingua sarda, che i spiccioccheddu sconoscienti narrata, sempre prende più a matuccheddu, assim, apu incarrellao a che sia più su Casteddaio, essendo che mera des amigos che tenemos vianta Casteddaio, e poi a Mattocchetto nel 18, 20, 20 anni e più ho iniziato a tenere amici in Cavesoso e dunque a comprendi perfettamente sia sul Nugoreso che sul Logodoreso che punti varianti si caso uguali ma non è difficile pochini conoscere su campi danesi a da scomprendi ho in dì un grande amico in Cavesuso e ogni volta che si attopiato devo questiono a sa maniera mia e si spaziano dopo gusto questa è ognuna è differente è spaziosa pure e fa da ridere pure questo è bello adesso sardo non è peso di sabregunge si idea che è peso questione sempre serious che è una cosa ma su sardo è una lingua coloria e via e dunque sa quando una cosa è via ci sta pure il sorriso e su spazio e su gioco e strocci pure e si strocceso sempre giusto e naremo con questo amico su si che questione su baroniese su nugoreso e tutte le varianti questa è una maniera un po' che mi piace in me un po' arriccai su sardo nareuso che ogni volta che so di gusto mi capita sempre di imparare un po' in pruso e di tornare a poco di questa conca fuori su che non sono peranta o in di meda meda adesso sardo campitano se mi torna questo è una bella cosa.
Dunque, su traballo cosa mia, appunto prima che mo si firmano su traballenti, però ha sempre, a un dia dentro questa possibilità, ha sempre può da su sardo. Poi per esempio, l'ultimo traballo che ha fatto, ha traballare su fotovoltaico e tutti questi impianti, però devo avere un traballo di ufficio. E capitare a me da di gestionare con clienti, su clienti sardo, che o è uno che tiene un'azienda o uno che tiene una dom, insomma, si questionare de cose de traballo, de dinai, eccetera, dei slay, finanziamento, queste cose. Capitò, intendi, sa gente da comprendisi luego come ti può dare sia gente che ha reso sardo parlando in italiano, sia uno che può dare su sardo e di ben meglio sicuro. E sono sempre passato immediatamente a questione su sardo e a pubblico fa di appreciare che da questa parte c'è una persona che si intende a meglio da questionare invece di questa formalità di questo italiano che poi su via una cosa formale invece di si questionare a più chiaramente. Via bello poi comprendesi de brusu quando uno ne rendere faulas cercando di ribendi una cosa che non è cussa poi adesso è una convinzione cosa mia, però mi pare che quando uno è di faulas in sardo si comprende il luogo, invece in italiano c'è questa formalità di uno mancai e ne rendi cosa tecnica e invece pare che è presente dentro e vendi sa vendita su a tipo staviera ti sei in bodycand conosce a comando di fuedu importanti ed è uno scio invece c'è questa possibilità di vincere di questionare de cosa tecnica, magari non esiste uno fuedario scientifico o se manco esiste non lo conosco, però c'è sempre questa maniera di agattare su web di questionare di un impianto fotovoltaico o de salei, de su dinai che arriva da su stato o de canto produsi basato de su soli, canto bessi, eccetera. E se gente si intende un vago pro quando è gente fisica e gente che ha usato tu fuedere, tu mazzia da bene. E sa gente, ma anche vessata pure che aveva successo, bianta, questo mi sta rendi dubbisi quando uno è in faula, e cos'è pure una maniera, a me fa piacere, a questo che vi ha succedente a questa parte fa di piacere, e questo è un esempio, ma se ne poi ti fai 100.000 altri, altri traballi che ho fatto prima, mi è capitato sempre, dipende dalle situazioni, certo che se situazioni più formali, capitava di traballare a Sestero e agattai tizia rianta da me dal logo sud-est Europa, capitava che qualcuno cliente si resta da Dessi o Ardau e ci ghiattasta su in sardo questa cosa si fa di ammacchiare via sta zerriente un call center convinto di zerriare sa Microsoft in Arizona invece vi era uno in Olanda che di questionare a Susardo e dunque questa diventa cosa pure che venti piaceri non scelto in suo traballo devo fare pure altre attività sì, appunto dessa musica che è una cosa che è una cosa importante sa, in quest'anno nostro poi una passione forte e un impegno e pure un grande spazio no? E noi da sempre ho imparato a usarlo da quando ho iniziato con questa 20 anni fa con questa truma a fare canzoni ho iniziato subito a questionare a cantare in sardo, a scrivere canzoni in sardo e quindi più su sardo che italiano che ho imparato poi su sardo tiene una possibilità di si fare comprendere che è diversa dall'italiano e quando questionavo su delle questioni di cosa nostra che volendo situazioni sociali, politiche eccetera su chi succede o in D nei sbiddas nel logos in Sardegna su sardo tiene una maniera de fai comprendere cose che è fotti in meda quando vuole si stroccica all'incuno che manca il suo politico che è presentando di un'altra mancai un altro bluff, un altro pacco a suo popolo sardo con tutto questo sfueto c'è questa maniera in sardo di sciusciare tutto questo gioco e tieni questa forza su sardo che l'italiano non tiene l'italiano è un'altra lingua ma quando questionano le questioni nostre su sardo o so manco per noi in Sardegna è di aici
Certo che è giusto, panoso su manco. Panoso sardo è giusto, ma è una cosa che si fa in ogni parte sul mondo, è una cosa che esiste, è sempre esistita, è una cosa che si è bloccata negli ultimi, non so, 40 anni, non credo sia più di 50 anni fa, che si è iniziato a pensare, sbagliando, ma sa gente non dopo di asciri, si penserà che con Susardo, imparando di Susardo, manca non imparando bene l'italiano, sicuramente l'italiano, viene iniziando a essere sa lingua onde uno poneva una possibilità di traballo meglio de schideni antidentus babbo e mamma prima quando vianta giovane si pensava che ne puoi dare italiano non vorrei andare bene in scuola e tentare di tenere un traballo meglio eccetera e dunque si questionava in italiano e figlio questo no. Oggi si scirica uno di più per imparare 5 lingue tranquillamente e ognuna è una lingua separata e non confondi su una con l'altra. Invece si imparando male una lingua o l'altra, c'è questo che non imparò bene il sardo e non imparò bene l'italiano. Sul fatto di non imparare e prendo di gente, questa generazione mia più giovane spuro che fu data un sardo non ha un breno quasi tutto con l'italianismo, forse pure la grammatica non è questa sarda. E non sono spuro su figli di questa generazione, tutti su squadri sono brintaus. Oggi è succedendo un'altra cosa, io tengo amici e amiche che tenti figli, pipiedus, tengo amici che vuoi dare a sardo bene, e questo è uscente. Altro che non uscente puoi dare, tu comprendi perfettamente, ma non uscente puoi dare, io non voglio imparare a sardo ai figli, e non dovante, mi è capitato a zero e ci via su piedi a tenere 4 anni da un'amica mia che non mai intendo su sardo in domo e dopo che stiamo su sardo no? Poi gioco e su piedi 3 o 4 volte una frase un'altra giocando mi ha risposto in italiano ma mi ha risposto giusto dunque c'è una possibilità di questa età di imparare su sardo in maniera meglio e tenendo altre possibilità in questa società come scuola, professori, televisione, radio, eccetera, questo spiccio che tu punti con gente che ha capacità di questionare un bello sardo per io, non come su mio arrangiato, c'è questa possibilità di tornare a pesare i pipius e generazioni di gente che era fuori dai su sardo meglio di noi. Dunque, non so di questo che narrerà è tutto verde, no, c'è tenendo ancora possibilità di manna, basta davvero a Sivonni in questa carrera. Deu che è giusto e spero di appadendo un figlio di questionare a su manco altra lingua, che da imparare canto pro lingua ad appodi e canto pro adesso manna sa possibilità di possa vita sua e più manna adesso pure sa conca e sa capacità di conoscere e castare sul mondo. Certo, penso che oggi ai pipius la situazione in Metabidas non è differente da su che oggi è in città. Tengo bisogno prima di tutto di fare lezioni di lezioni di lingua sarda e dunque che l'incontro che di insegnare a questionare fuori dai su sardo ma volta pesau su un pacchetto programmato c'è questa possibilità di questionare di matematica di tutte le materie che si fanno in scuola primaria in sardo poi da 4 per 3 si narra 7 non mi pare che sia difficili che qualcuno vuoi sarà da inventare sicuramente c'è qualcuno che dà già iscritto e dà già pensato e si dà già iscritto c'è la possibilità di questione di tutto, si questiona su una partita di fuba che, ma sanai, è una cosa leggera, però è una cosa tecnica e complicata pure, la gente ne questiona di fuba come ti questiona su di ogni cosa, sarà pure questionare pure di materie che si fanno in scuola primaria.
A questo punto è interessante abilitare a succedere in scuola più manna, come su liceo e su università, onde c'è più conoscenza e più ganas di confrontare e di battallare e debatti. Però prima di tutto una cosa che sia da poter fare già de oi o de grassi, crasamengiano, nareuso, e questa de poni 2 ore de a suo manco assagida de lingua sarda a spipiosa, onde di chistionas in sardo e di chistionas d'ogni cosa che olisi, basta che non parli di scetti sul campo de moi vedo questa poesia sarda e cantavo non posso riposare, no, chistionano su de sta giornata, de tasi fatto, de mamma e ta traballo vaidi, fra dice du come zizzerria, da itta gioca a sfattare zero, su chi ischi poi in testi questioni di dessa scuola elementari. E io vorrei appesare una genia no, de pipiuso che vuoi comprendere fuori in sardo e tenti questa capacità di questa altra possibilità di impruso de si esprimi e pure de creare cosa nuova, de indibogare cosa nuova con questa lingua. Questo si può fare, c'è sa lei che tu prevedi, però né presidi né su provveditorato di serie agli studi antipromuovi questa cosa, ma anche sia possibile già di sanno chienere e dunque se babus e mamma non scintica c'è questa possibilità. De una pure che questa cosa può essere pure non pubblico, dunque se uno può riscioperai, hanno fatto un sondaggio antipiù che sul 90% dei babus e mamma gli hanno scioperai questa lingua sarda e questo 10% già comprendi che non è uno sciopero come religione, non religione che punti sciopero su dessa persona, dessa famiglia, ma questo 10% già comprendi che è una cosa che ha mancato ai figli e hanno cambiato idea questo spuro. Accetto che mi pare giusto. Già sul serio che qualcuno ha pusci più che qualcuno ha fatto ricorso, poi è sul serio che ci viene un certo concorso, quindi ci vi ha lingua sarda tra le cose che preguntata su bando una reusu e qualcuno mi ha fatto ricorso e andando avanti no che via discriminatoria. Io però penso questa cosa, quando, secondo il traballo faisi, è necessario conoscere l'inglese, è necessario conoscere il francese, e questo non è che puoi dire, no, è discriminatorio, devo non conoscere l'inglese, un traballo tecnico, devo essere informatico, non sono informatico, però se io faccio informatico, però no, l'inglese non lo conosco, tra capitale 1800 e è discriminatoria, no, ti serve questo traballo. Accetto tu. In Sardegna, secondo il traballo fai, il suo traballo pubblico ti capita il 90% dei danni devi confrontare con questa gente, con buona parte di questa popolazione, e mancai essere una minoria, e tieni su proprio a diritto, è mera più facile, mera tieni mera più profetto anche questione in sardo, se esempio poteva essere su dottori, ma c'è pure questo che su sportello esposta, se devi questionare concorso, non si comprende, da Savini mancai una persona che ha difficoltà in italiano e in sardo si questiona meglio, oppure in te succede mille di questa situazione, a onde su sardo poi aggiurai e sbloccai situazioni di gente che non si comprende. Dunque secondo me è necessaria. Non è pruso, cioè in ogni parte sul mondo, ma commente ogni capacità di cadere in pruso, se è una cosa importante, ti dona 20 punti su con dunque mi pare una cosa giusta, come ti si deve andare a fare un concorso e tengo competenze informatiche, conosco tutte certe cose e questo non da conoscere, sai, è discriminatorio poissimo, detto da sconosco, mi dispiace che c'è questa differenza, non mi piace manco questa cosa che questa gente si deve confrontare e ci chiede un traballo, ma questa è un'altra questione, però mi pare normale che se uno andava in un traballo con certe cose, le competenze che servono per questo traballo si hanno valutare se tengono un punteggio importante e su sardo tu teni in mera traballo, in caso di tutto traballo che a un di teni si contatto con il suo pubblico e dunque se è concorso il pubblico su sardo esiste e serve, è una cosa in plus e dunque io da depidenis importanza cosa sua.